Resta il fatto, il mercurio c'è, l'indagine viene fatta in maniera approfondita, è giusto fare l'indagine sanitaria, vengono emesse quantità ancora oggi di mercurio impressionante, si parla di tonnellate, ci sono le vecchie miniere, credo che oltre a capire se c'è il mercurio, per poter fronteggiare, affrontare questo problema si debba capire anche la fonte, perché se non si capisce la fonte poi non si sa, al di là della bonifica, che tipo di misure sia corretto prendere. Quindi speriamo che l'ARPA, nelle possibilità che ha, anche economiche, di studio, possa ampliare questo piano di indagine. Ad oggi nel piano di indagine, come dicevo, è esplicato in maniera molto chiara, perché c'era lo studio dell'Università di Firenze, che viene data una particolare attenzione a queste ex miniere del Montagnata, che hanno terminato le loro attività, l'ultima nell'82, se non vado errata, ma comunque adesso ce ne parlerà in maniera più approfondita il presidente della commissione bonifica mineraria proprio del comune di Abbadia, il dottor Castro Rosaro, che appunto è presidente di questa commissione, è primario dell'ospedale di Abbadia, e quindi potrà dirci con chiarezza perché la bonifica di queste ex miniere è una bonifica che è già in corso da tempo, molti siti sono già stati bonificati e forse continuare a puntare la nostra attenzione su quello che ormai non è più in funzione da più di 30 anni potrebbe essere fuorviante. Ora cerchiamo di capire com'è la situazione in modo da avere un quadro più chiaro almeno sotto questo aspetto. Perché ritengo di poter dare un contributo, perché tra l'altro io sono adesso in pensione, però sono anche un medico ISTE e quindi un pochino faccio parte dell'associazione che siamo riusciti a costituire nel mese di ottobre dello scorso anno a Siena, e quindi ci stiamo muovendo un po' di colleghi, pochi, ma almeno speriamo di andare avanti insieme per poter portare con serietà questo discorso. Io qui sono in doppia veste di medico e nello stesso tempo di capogruppo della lista civica Abbadia Futura, e rappresento anche questa controparte che praticamente in consiglio comunale non se ne discute molto, perché non ha mai portato un ordine del giorno per quanto riguarda il nostro sindaco, non ha mai portato un ordine del giorno che consentisse di discutere e quindi di fare dei documenti ben precisi. Io ho avuto il gradito compito di essere eletto presidente della commissione bonifica della miniera di Abbadia San Salvatore, e questo è avvenuto nel 2014, però in realtà io personalmente ho fatto già un'esperienza negli anni 80, dagli anni 80 all'85 come assessore nella giunta del sindaco Sbrilli, e di conseguenza si sono creati i primi presupposti per creare un museo minerario, visto che già nel 1976 la miniera di Abbadia è stata chiusa. Ora, io vorrei farvi una breve cronistoria di tutto ciò che è stato fatto, perché negli anni 80, dopo la chiusura della miniera, prese corpo l'idea di un parco museo, per cui venne redatto un primo atto di pianificazione attraverso una variante al piano di fabbricazione che individuava 7 comparti, che poi divennero piani urbanistici di dettaglio e destinazioni urbanistiche che si è cercato di fare quanto più omogenei possibili. Tra queste destinazioni urbanistiche, quelle con finalità artigianali e di servizi sono state già realizzate negli anni 80 e 90, e poi bisogna aspettare nel 1989 il Comune approvò il piano urbanistico di dettaglio destinato al parco museo, strutturato in 3 ordini che prevedevano l'ordine dei percorsi, quello della polarità e quello della organizzazione documentaria espositiva, in cui si prevedeva un centro studi e archivio che oggi è nella torre dell'orologio,
il museo documentario permanente che dovrebbe andare all'officina meccanica, all'ex officina meccanica, e gli spazi espositivi per mostre temporanee, vecchi asciugatoi, museo delle macchine che dovrebbero essere collocati nei nuovi essiccatoi, e infine la sede di attività di servizio dove c'è il funzionario, il dottor Rappori, che ho trovato a dirigere questa importante sede del recupero della bonifica della miniera di Abbadia San Salvatore, e che diciamo, dà un prezioso contributo con la sua esperienza di geologo. Negli anni 90 però è successo che l'AGIP SPA presentò un progetto di bonifica per procedere alla definitiva chiusura della pregressa attività estrattiva e industriale. Il progetto, pensate un po', è stato approvato il 13 aprile del 2000, questo per dire i tempi come gli anni passano senza riuscire a concludere molto, e prevedeva la bonifica degli edifici tramite la demolizione totale o parziale di alcuni e la costruzione di un canale idraulico avente la funzione di raccogliere le acque affluenti dai corpi idrici posti a monte dell'area mineraria, bypassando così le zone inquinate della miniera, perché quando c'è stata l'alluvione delle acque rosse, naturalmente ancora questo condotto non era stato fatto. Per arrivare poi al 2003 il piano strutturale recepì integralmente la precedente pianificazione e l'attuazione degli interventi, subordinandola però alla definizione di un piano particolareggiato previsto dal regolamento urbanistico con i seguenti obiettivi: un corretto inserimento ambientale e paesaggistico dei siti in cui collocare il materiale inquinato della bonifica e la costruzione del nuovo canale idraulico, la definizione delle destinazioni degli edifici e strutture in relazione agli obiettivi di bonifica prefissati, tenendo a riferimento la sicurezza sanitaria dei visitatori e degli utilizzatori in genere. Nello stesso tempo c'era la definizione di un primo percorso di visita tenendo a riferimento il cronoprogramma degli interventi di bonifica, implementare il parco con visita in sotterraneo includendo il primo tratto dell'originaria Galleria 7 e infine individuazione della viabilità di connessione e alleggerimento con la zona turistico-sportiva e residenziale dell'Altone. E si passa all'agosto 2008. L'amministrazione comunale di Abbadia ha stipulato un contratto con Enispar, divisione AGIP, per il trasferimento delle proprietà e delle concessioni minerarie attive nell'ex sito estrattivo. Con tale accordo è stata trasferita anche la titolarità della bonifica delle aree interessate dalla pregressa attività mineraria e il progetto di bonifica. Nei mesi successivi al contratto con Eni è iniziata un'operazione di rilettura del progetto ed è stata effettuata una proposta di suddivisione del progetto generale in lotti di intervento assimilabili per tipologia di intervento e di inquinamento. Pertanto, riassumo brevemente gli interventi progettati e realizzati a partire dal 2010 ad oggi, escludendo dalla relazione le normali attività d'ufficio di controllo e gestione delle concessioni minerarie e di monitoraggio su base mensile delle acque Gallerie Italia, dei gas e dei camini a media acqua passante e su base semestrale dei vapori di mercurio all'interno della miniera. Nel 2010 sono stati eseguiti i lavori del progetto avente titolo Prime opere di rimozione delle lastre in fibrocemento amianto, che è stato il grosso problema. Questi lavori sono stati realizzati in tutta l'area al fine di eliminare situazioni di pericolo e siamo in possesso già di una certificazione di regolare esecuzione. Nel 2011 è stato effettuato un intervento di bonifica delle strutture a servizio delle pertinenze minerarie riguardante la presenza di lastre di fibrocemento amianto nelle tettoie dei carreggi a partire dalla galleria 22 fino alla zona officine e inoltre è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio denominato Deposito Cavi Elettrici per il deposito di materiale di interesse museale sparsi all'interno dell'area mineraria. Ovviamente di questi lavori abbiamo già la certificazione di regolare esecuzione.
Nello stesso tempo è stato realizzato un impianto fotovoltaico nell'edificio Officina Meccanica ed è stata praticata un'apertura del trombone est della galleria di livello 7 con lo scopo di monitorare i gas e le acque di deflusso, per passare poi al 2012 che ci siamo fermati a causa del patto di stabilità. Nel 2013 è stato realizzato il canale idraulico avente la funzione di raccogliere le acque affluenti dai corpi idrici posti a monte dell'area mineraria, bypassando così le zone inquinate. Questa fino ad ora è l'opera più importante realizzata, che ha avuto un importo di 1.800.000 euro che diciamo, risulta nei bilanci. Nel 2014 è stata effettuata la sistemazione temporanea dei materiali da scavo a chiusura dei lavori di regimazione idraulica all'interno del perimetro minerario e ha avuto inizio lo studio per la redazione del progetto operativo di bonifica dell'8-6 dell'area mineraria. Si è già provveduto alla realizzazione di nuovi sondaggi piezometrici e saggi per l'individuazione e caratterizzazione delle aree contaminate da PCB, che sarebbero i biclorobifenili micidiali, simili alla diossina, per darvi l'idea, e alla redazione del rilievo di dettaglio delle aree interessate dalla bonifica e delle relative strutture ed edifici, e si sta vagliando quali tecniche di bonifica possono essere utilizzate e si stanno effettuando prove di dissolvimento termico. Per arrivare al 2015 che praticamente si è passata alla bonifica degli edifici l'8, 2 e 3 in parte però. I lavori sono in corso di esecuzione. Inoltre è stato progettato un intervento integrativo di bonifica nelle strutture a servizio delle pertinenze minerarie e messa in sicurezza la copertura dell'edificio denominato Officina Elettrica nell'area dei carreggi dove c'è il Pozzo Garibaldi, perché conosce bene queste località, per riscontro di concentrazione di amianto nei prelievi effettuati, risultate pari alla soglia ammissibile in contraddittorio con ARPAT. Per arrivare al 2016 e 2017 in cui continuano i lavori in corso di bonifica dell'area mineraria dei lotti 2 e 3 e riguardano gli edifici 26, il 30, 31 e 32 che erano gli spogliatoi e servizio operaio, officina elettrica centrale di trasformazione ed abitazione, caporeparti, edificio 3 spogliatoi, edificio 1 ufficio, eccetera, eccetera. Sono tutte opere in corso in cui bisogna fare anche il consolidamento delle fondazioni, tra l'altro. Poi ci sono i lavori in corso di intervento di messa in sicurezza per copertura di edificio denominato Officina Elettrica e siamo in attesa della consegna dei lavori perché devono essere concluse le operazioni di carico e smaltimento dei materiali da demolizione derivanti dall'attività di bonifica degli edifici facenti parte dell'area Officina Elettrica. Infine, il grosso problema è la progettazione dell'8-6. È stato completato il progetto operativo di bonifica dell'8-6, ma siamo in attesa della convocazione della conferenza dei servizi per l'approvazione del suddetto progetto che è fissato purtroppo per il 20 aprile del 2017, quindi anche pochi giorni. Nonostante il ritardo dei lavori di bonifica, nell'area mineraria si può affermare che già si vedono i risultati tangibili attraverso la costruzione del canale idraulico avente la funzione di raccogliere le acque affluenti dai corpi idrici posti a monte dell'area mineraria e bypassando così le zone inquinate. Questa opera idraulica ha contribuito sicuramente a ridurre le concentrazioni di mercurio proveniente dalla miniera che venivano immesse a valle nelle acque che poi affluiscono nel fiume Paglia. Conclusi i lavori di bonifica, la miniera sarà un motivo di attrazione turistica come il monastero. L'anno scorso, per darvi un'idea, ci sono state circa 10.000 presenze a visitare il Parco Museo Minerario. Però consentitemi da medico di fare alcune osservazioni sulla correlazione tra l'ambiente e le patologie sviluppatesi nei minatori. E qui chi mi ha preceduto, il professor Marchi e anche il professor Borgia, penso che siano state abbastanza chiare. Come sapete, oltre alla silicosi, che era una malattia normale, una malattia professionale per chi lavorava nelle miniere, si sono verificati casi di tumore polmonare anche in soggetti non fumatori.
e alcuni casi di mesotelioma anche a distanza di 15 anni dalla chiusura delle miniere. Ciò dimostra la correlazione di alcune patologie con l'ambiente in cui si vive. Oggi abbiamo il problema della convivenza con la geotermia e gli studi epidemiologici dimostrano un aumento di circa il 13% delle patologie rispetto a popolazioni che vivono lontane dai pozzi geotermici. Scusa. Ecco, quindi è lo stesso problema del rapporto fra l'ambiente e l'uomo, come ha dimostrato il nesso di causalità di sviluppo di patologie nell'ambito della miniera, perché così come c'era nell'ambito della miniera che i minatori hanno sviluppato il cancro a distanza di 15 anni, anche casi di mesotelioma che io ho documentato e ho pubblicato personalmente anche dei lavori di tipo epidemiologico e istologico in maniera inconfutabile, così sta succedendo ora nell'ambito della emissione nell'atmosfera di queste sostanze che il professor Macchi e il professor Borgia meglio di me hanno illustrato. E io faccio parte della lista civica a Badia Futura, siamo all'opposizione e naturalmente siamo contrari e ribadiamo con forza il nostro no alla geotermia a livello industriale e ci battiamo per un altro tipo di sviluppo economico che sia basato sul patrimonio culturale, ambientale, storico e anche sulla valorizzazione delle risorse del territorio, come l'agricoltura, il turismo, l'artigianato locale e la montagna. Il nostro motto della lista civica Badia Futura è le risorse dell'Amiata per l'Amiata e non che sfruttano il nostro territorio e si portano le ricchezze lasciandoci nella situazione ambientale che viviamo. Per quanto riguarda l'utilizzo della geotermia, siamo del parere che occorre una riconversione dalle alte entalpie verso le basse entalpie, perché quello che abbiamo bisogno, noi abbiamo bisogno del calore, per sviluppare il florovivaismo, la sericoltura e il termalismo. Abbiamo una ricchezza a 8 km, 6 km dalla Badia e le terme di Bagno San Filippo. Se vi capita di andare a Fosso Bianco cosiddetto, migliaia di persone già da ora sono lì a visitare questi luoghi. Quindi vi immaginate che traino turistico potrebbe determinare per il nostro territorio. E solo con questa inversione di tendenza si potranno creare le condizioni per nuovi posti di lavoro e garantire maggiore sicurezza ambientale. E questo noi lo chiediamo a tutte le forze politiche, perché penso che sia quelle regionali che nazionali, se volessero, potrebbero essere più sensibili nelle tematiche di questo tipo. E fatto salvo per le basse entalpie, fino a quando non ci sarà la definitiva chiusura delle centrali fresh dell'Enel e la loro riconversione in centrali compatibili con le leggi che regolano le energie rinnovabili, riteniamo che non possano essere installati nuovi impianti nel nostro comune. Una volta per tutte, il nostro sindaco deve chiarire se ci sarà l'effetto cumulo tra l'Enel e le società che stanno per usufruire dei permessi della cosiddetta buona geotermia e se e quando saranno programmate la dismissione e la bonifica delle vecchie centrali inquinanti. Noi diciamo sì a forme di economia verde che contemplano due cose importanti: la tutela ambientale del nostro territorio e la crescita economica. Ci preoccupa molto la legge Matas, che è passata in Regione Toscana, dovete sapere, a maggioranza. E che cosa dice questa legge? Almeno per quello che ci abbiamo capito noi. Che stabilisce che all'inizio della procedura di valutazione di un progetto geotermoelettrico la Regione ricerca un'intesa con i comuni interessati e se non c'è l'intesa la Regione procede nell'iter di autorizzazione dell'impianto senza applicare il principio della precauzione e di eventuale effetto cumulo. Questa è una cosa seria, una cosa inaudita. Non si può giocare con ambiguità nella visione dell'utilizzo della geotermia. Ciò che ora chiediamo è una posizione più chiara, che l'Amiata sia lasciata in pace e considerata area non idonea per un ulteriore incremento della geotermia, a prescindere dal tipo di tecnologia impiegata,
e proprio perché ha equilibri ormai compromessi dall'impatto di quella che è già presente, è insostenibile. E considerato che la geotermia a causa delle sue emissioni non è una fonte energetica pulita e rinnovabile, perché viene praticata facendo riferimento a leggi minerarie di oltre 30 anni fa, perché questo è quello che bisognerebbe far capire ai politici. Non so se c'è qualche onorevole o consigliere regionale, mi dispiace, ma sarà la nostra battaglia fino a quando io sarò nel banco del Consiglio Comunale. Noi non abbiamo nulla da eccepire sulle energie rinnovabili, mentre sull'uso della geotermia c'è uno spartiacque fra noi e coloro che pigiano l'acceleratore sul modo di sfruttare questa risorsa naturale. Loro la vogliono come sfruttamento industriale senza alcun vantaggio per il nostro territorio, mentre noi vogliamo che questa risorsa naturale debba essere utilizzata per lo sviluppo della nostra economia a livello di piccole aziende, nel campo agricolo non intensivo per la vivaistica, la sericoltura e per ortaggi, per il termalismo connesso con le attività alberghiere e per abbattere i costi di produzione a livello di aziende artigianali e così essere più competitivi nel mercato del lavoro. Questa secondo noi è la strada maestra da percorrere, è quello che volevo dire se fosse venuto al nostro sindaco, che non ho avuto ancora l'occasione di poterlo dire nel Consiglio Comunale. Vi ringrazio per l'attenzione. Ecco, vedete qual è la fortuna? Guardate che io lo dico come consigliere comunale di opposizione, cioè io non sono nella maggioranza di questo comune. La fortuna di avere un sindaco che tiene al proprio territorio. Noi abbiamo la fortuna di avere adesso un sindaco, il sindaco Vinassi, che si sta dimostrando per quanto riguarda la tutela del territorio, la voglia di lottare per l'ambiente, estremamente efficace, deciso e preciso, e quindi è una fortuna grande che si ha, perché a volte quando si deve combattere con, non, per carità, a volte ci sono delle idee che possono essere diverse, possono anche essere delle idee in cui si può discutere, però è importante che ci sia da entrambe le parti il desiderio di confrontarsi, di ascoltare. Io credo che questo sia sempre fondamentale. Invece purtroppo da troppo tempo siamo stati abituati a una politica di scontro che non ha neanche quel momento di incontro per poter iniziare a dialogare. Questo è un danno, perché a volte le persone hanno delle opinioni apparentemente contrastanti, dove se ci si confronta con serenità e soprattutto, questo ci tengo molto a sottolineare, correttezza e trasparenza. Quindi non un confronto che serva per avere un titolo sul giornale, ma correttezza e trasparenza spessissimo si trova un punto di incontro, perché è difficile che qualcuno si prenda un impegno di poter, un impegno così grave come la gestione del bene comune, in malafede, in totale malafede. Spesso ci sono delle idee che sono leggermente diverse. Io è poco che affronto questa esperienza, sia come portavoce nazionale di questi movimenti, no? Di questa rete Nogesi, sia come consigliere comunale. Eppure a volte mi sorprendo di questa incapacità di comunicare, quando poi entrambe le parti hanno delle idee che possono essere conciliabili e soprattutto entrambe le parti sono in buona fede, ma purtroppo siamo stati abituati, secondo me, negli ultimi anni a una politica di contrapposizione e di aggressione a priori, e questo non fa bene alla politica, lo vediamo intorno a noi, che cosa ha prodotto. Quindi il mio auspicio è anche che la politica e le associazioni possano conversare basandosi e affrontandosi sul tema, su un terreno di almeno iniziale, no? Non pregiudizio, ma correttezza e dialogo. Noi abbiamo la fortuna di avere un sindaco che è venuto ad Abbadia e ha detto molto chiaramente che il piano di sviluppo di questa zona del territorio è assolutamente quello che lei ha evidenziato e auspicato, e questo per noi è molto importante. Abbiamo visto quale sia la problematica del mercurio, abbiamo visto che quando si parla di questa problematica, ce l'ha confermato anche il professor Endro Martini, tendenzialmente molte persone invitate tendono a non venire. Questo è successo a Orvieto, è successo da altre parti, perché sembra quasi più spinoso del problema geotermico in sé. In effetti il problema del mercurio è un problema
importante, un problema globale ed è un problema da noi è veramente emergente. Quindi la possibilità di avere un confronto con la regione, con le ARPA, con i piani di indagine, il poter colloquiare in maniera sempre corretta e trasparente con gli altri comuni per poter adottare una strategia comune, magari mettersi insieme con quelli che possono essere dei contratti per la tutela del fiume, è importante. Ci sono qua diverse persone, abbiamo un consigliere di Abbadia, peccato che non siano intervenuti i sindaci toscani, avrebbero potuto dare un contributo a un confronto, però insomma mi sembra che i dati che sono stati dati oggi siano stati dati importanti, perché il problema Mercurio è sottovalutato, spesso non conosciuto. Invece i dati che abbiamo dato oggi sono dati ufficiali e hanno fatto emergere che la problematica c'è e va affrontata e si può affrontare solo se i comuni e le regioni lavorano insieme, perché spezzettato non si riesce più. Come diceva giustamente prima il dottor Silvestri, si può affrontare il problema ambientale, non è più un problema regionale, non può esserlo, ma addirittura forse non è più neanche un problema nazionale, perché l'ambiente e l'inquinamento ha un aspetto decisamente più ampio. Comunque, restando all'Italia, non può essere un problema affrontabile solo a livello regionale. Noi ne abbiamo anche un esempio con la Giugiarmia, campo geotermico, gli impianti che si vogliono creare a Castelgiorgio vanno a intaccare un bacino geotermico il cui 70% è nel Lazio, quindi è ovvio che non può essere. Questa è una mentalità che deve essere piano piano superata.